Allora, il videoclip dell'Albero delle Noci è nato dopo una lunga gestazione perché non riusciamo a trovare un'idea che in qualche modo non ribadisse la canzone, quindi non volevamo fare una cosa tono su tono o eccessivamente mielosa. A un certo punto Giacomo Triglia, che è il regista del video, mi fa vedere questo film, Le armonie di Werkmeister, spero di pronunciarlo bene, di Bellatar, in cui c'è questa scena meravigliosa a cui ci siamo ispirati, c'è questa scena dei pianeti, quindi a un certo punto abbiamo detto possiamo coinvolgere la famiglia e pensare in maniera poetica che Fiammetta sia il sole, perché così è alla fine una bimba quando nasce, e tutti gli altri sono i pianeti che le girano intorno, a partire dalla Terra, che è Simona, la mia compagna. E poi abbiamo deciso che questa forma di surrealismo magico che metaforicamente si incarnava nei familiari poi diventassero veramente dei pianeti, e abbiamo messo all'inizio e alla fine una figura, questa figura che dovrebbe essere Fiammetta da grande, per raccontare un po' il passato e il futuro, e anche per dire ok, da bimbi tutto gira intorno a te, da grandi non è poi propriamente